va a Tos, quello del Gran Premio del Qatar, capito? Che fa in televisione? Gli fa il giro a Tos, che il sindaco di Tos si chiama Arturo Bronchenolo, e conosco, è mio amico. Guarda che forse adesso si vede. Ma non sta preoccupate, Macron, ma guarda che gli esperimenti lì fa sulla Torre del Garda, non li vede nessuno, poi non gli hai avvicinati, dai. Passimelo. È Macron, quello della Francia. Sì. Passimelo. Aspetta un attimo. Allora? Macron? Galina Macrona? Passimela. Buongiorno! Senti te Macron, ti domandate una roba, no? Che so questo pensiero. E ti che smalto d'opere? No, perché io ho messo il smalto, vedi che con questo qui sfosforescente, no? Che il marciapasto colore. Gentili spettatori del Megabyte, siamo riusciti ad entrare con le nostre telecamere nel bunker segreto del dittatore di Mignole. Vedete che c'è in atto una conferenza stampa, vedete che pullula di giornalisti. Non in realtà non viene nessuno, perché lui in quanto dittatore ha vietato l'ingresso alla stampa, però insomma è importante sapere che abbiamo a che fare, insomma, siamo l'unica televisione che è riuscita ad intrufolarsi all'interno di questo bunker straordinario. Mi sentite voi due? Pronto? Kim, come si chiama lei che non ricordo il nome? Kim Cornelio, che sarebbe? Che sarebbe lui il vecchio Cornelio da Arco, no? D'Arco, che lui è ditta, diglielo no? Ditta in che senso? È ditta, cos'è ditta? Ma SPA, ditta, lei è il SMC? diminutivo del dittatore, perché lui è feroce dittatore. Ditta individuale, ok, lei è feroce, dittatore, di cui la quale insomma una ferocissima first lady. No. Come Lady Oscar. No, ma perché? Ma non fa apposta, io non lo so. Vabbè, senta, voi quando avete finito di ballare ditemelo, continuiamo. Che non siete feroci, è che terrorizziamo tutto il basso Sciarca e prima tempesta. Non ci vuole molto, basta che si spogli e penso che terrorizza da sola, non occorre neanche le armi. Senta, voi siete comunque internazionali, giusto? Noi parlo meno. Vabbè, tanto parla sempre lei. Quindi, no, perché noi siamo internazionali noi altri, Quindi noi siamo iscritti, dei dittatori, no? Noi siamo iscritti come dittatori all'albo della Camera di Commercio. Tutto a posto, vera Ora commercio dei dittatori. Dittatori. Quindi se siete internazionali sarete al corrente di tutto quello che succede qua nel resto dell'Europa, no? Cosa ne pensate della Catalogna, per esempio? Ma ecco, di gente che noi come non lo so bene, ma il messaggero no. Perché la Catalogna spagnola cosa dice? Ma non è la Catalogna italiana, ma figurate se è la Catalogna spagnola, cioè proprio mai sommenata. Guarda, noi arriviamo massimo proprio dall'estero e ai capussi tra Valle Gresta, che ne rugola e quindi anche come trasporti. Ok, quindi estero significa che sarebbero fuori dalla vostra Repubblica. Quindi la vostra Repubblica esattamente, signor Korn, dove si estende, fino a dove arriva? Ma te dentro tutto perché è tra Stife e la Sarca e l'Himalaya tocche dei Himalaya la parte bassa, se non che nebbia la ponta sul e poi da una banda Masson, San Martino sono le campane, Cane col vin, e poi Bolignano e poi Vignole che è la capitale della Repubblica. Vignole è la nostra capitale, proprio da batte bandiera panamense, vuol dire, no? Sentite, ma voi come pensate? Ma Vardè, se avete specie a casa, dico Vardè. Noi siamo dittatori feroci che avevano un'idea di conquista, Ok, esatto. E come pensate di conquistare Rovereto e Trento? Oddio. Ma noi che abbiamo il nostro esercito, Avete il vostro esercito? Ma a parte il fatto che Rovereto non può neanche conquistarlo perché con la viabilità che è si consegna direttamente a noi senza colpo ferire, perché guarda che scorre dei Pù e il traffico da Loppi a Riva del Garda di Ferragosto che zobbia dopo di snasso sul corso Rosini, ma questo è
Sì, questa è secondaria. Ipotesi noi che avevamo un'app che mi scaricava Google Maps per visto il mugamento, no? Sì, senta, ma il Kim diceva che avete un vostro esercito? Avete delle truppe d'assalto? Trippe d'assalto. Come trippe d'assalto? Sì, trippe d'assalto, proprio i missili fatti nel nostro laboratorio a Dro. Ah, bene, quindi testate nucleari? No, le praticamente peso, perché noi siamo cattivi. Proprio quindi? Cattivi. Le prugne nucleari. Ma come prugne nucleari? Le agisce direttamente su stomaco, capi come? Cioè, come funzionano? Cioè, ti vai in curicoli, capi? So che noi, allora, ovviamente se ti vai in curicoli ti vai ad andare in bagno, ma voi che noi che disegna il nemico quando vai al bagno? Sì. Non che disegna, e quindi... abbiamo capito, grazie, non occorre che entrate nel dettaglio, vi ringraziamo, ci vediamo la prossima settimana, magari nella prossima ci facciamo conferenza però il stampa. nostro inno No, nazionale grazie, di Battisti Mogolfi, Gassi, Abo Carollo, Mozzi, Dell'Ario, Rossi, Panizza, andiamo, non faccia gesto, andiamo a bombardare.